Eder. Mech. Pallister. Sebastiano Visintin, il vedovo di Liliana Resinovic, ha ricordato nuovi dettagli sugli ultimi giorni della moglie e sulle relazioni che la circondavano. Il misterioso caso di Liliana Resinovic, scomparsa e poi trovata morta, ha catturato l'attenzione del pubblico, e le recenti dichiarazioni di Visintin hanno riacceso la discussione. Visintin ha affrontato con franchezza alcuni aspetti, sollevando interrogativi riguardanti Claudio Sterpin. Ha condiviso un aneddoto in cui Sterpin gli aveva chiesto di poter prendere una ciclette, che sembrava destinata al marathon per l'allenamento invernale dei suoi membri. Visintin ha manifestato il suo disappunto e la delusione, spiegando di aver inizialmente creduto che la ciclette fosse stata donata per scopi associativi, solo per scoprire successivamente che era stata collocata nell'abitazione di Sterpin. Mi sento molto preso in giro, ha affermato Visintin, sottolineando come avesse percepito l'azione come un gesto altruistico di Liliana verso il marathon, anziché un dono personale per Sterpin. Ha anche affrontato un altro tema delicato, una tuta del marathon che Liliana aveva portato a casa per Sebastiano. Visintin ha narrato di aver ricevuto la tuta, considerandola un omaggio per lui da parte del marathon, ma questo elemento, insieme alla vicenda della ciclette, ha contribuito a farlo sentire tradito e confuso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.